che vogliono dare un quadro appunto del sport system presente, ma anche lanciare uno sguardo al futuro, visto che comunque prossimamente questo territorio ospiterà un evento sportivo importantissimo che, come sappiamo tutti, sono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quello dello sport è un mondo complesso che non è solo attività fisica, ma è anche sport significa anche benessere a livello psicologico, significa inclusione, significa determinazione sociale, affermazione di genere, ma anche di crearsi una seconda possibilità, una second life, se succedono traumi o se capitano disabilità nella vita, ma sport è anche prevenzione e salute. E proprio di questi temi noi vogliamo parlare con i nostri ospiti, che adesso passo subito a presentarvi. Alla mia destra abbiamo il dottor Roberto Carniel, che è medico sportivo del Vicenza Calcio, titolare del Centro di Medicina Spondylos di Conegliano e anche presidente dell'Eurogemmer Evolution, cioè una medicina manuale. Ecco. Al suo fianco troviamo la dottoressa Marcella Bunus, psicologa dello sport, formatrice e preparatrice olimpica, responsabile del Centro Ricerche e Studi Sport Academy dello IUSVE, membro del gruppo di lavoro Psicologia dello Sport dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Benvenuta anche a lei. Poi abbiamo il dottor Francesco Antonini Canterin, che è direttore dell'area cardiopolmonare e internistica di ORAS, l'ospedale di riabilitazione di alta specializzazione di Motta di Livenza, è professore a contratto di ecocardiografia all'Università di Verona, è stato responsabile del servizio di cardiologia del centro di riferimento oncologico di Aviano ed è presidente della Società Italiana di Ecocardiografia e di Cardiovascular Imaging. Benvenuto anche a lei. Ed infine concludiamo con la dottoressa Orianna Romanello, amministratrice delegata di ORAS, sempre l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, che è anche un centro di riferimento regionale. Ecco, all'inizio appunto si parlava che lo sport è non soltanto attività fisica, ma è anche una ricerca di benessere psicologico. Inizierei subito con una prima domanda alla dottoressa Bonus come psicologa dello sport. Ci può spiegare intanto cosa vuol dire psicologia dello sport e che cosa fa uno psicologo dello sport? La psicologia dello sport si occupa di tutti quelli che sono i processi mentali che sottostanno alla prestazione sportiva e anche le ricadute che l'attività sportiva e l'attività motoria hanno nei vari partecipanti. Quindi è una disciplina che si occupa del ciclo di vita della persona, dell'essere umano, dai bambini che si approcciano all'attività motoria fino agli anziani che comunque possono assolutamente attraverso l'attività motoria trovare dei benefici anche in un'ottica di prevenzione. Quindi insomma noi ci occupiamo della popolazione in generale, nello specifico in alcuni casi ci occupiamo di preparazione mentale di atleti di alto livello, ma ci occupiamo anche di educazione, ci occupiamo di prevenzione, ci occupiamo di tutti quegli aspetti che implicano le abilità sociali, quindi l'intelligenza sociale, e quindi diamo uno sguardo sistemico a 360 gradi alla persona. Ecco, lei nella sua professione appunto di psicologa dello sport ha anche sostenuto, sostiene anzi, degli sportivi, degli atleti anche olimpici, no? E lei, ricordiamo, è stata anche l'artefice, diciamo, della rinascita delle farfalle della ginnastica ritmica dopo un po' le denunce che ci sono state 2 anni fa, nel 2022 se non ricordo male. Ecco, quando lei è arrivata ad Esio, che ambiente ha trovato e che cosa ha fatto per riuscire a risollevare non solo fisicamente ma anche psicologicamente queste ragazze? Beh, intanto da soli non si fa nulla, quindi insomma essere l'artefice mi sembra un po' esagerato. Sicuramente nel momento che io sono arrivata ad Esio mi sono trovata una realtà che mai avrei immaginato, nonostante siano 30 anni che faccio questo lavoro. C'erano delle denunce importanti, c'era una procura ordinaria, una procura federale, quindi le ragazze che erano lì sicuramente necessitavano di un supporto psicologico per poter ritornare ad acquisire quella che era la loro consapevolezza, la loro autostima e anche un po' il loro mondo che in quel momento a livello mediatico veniva un po' attaccato da tutte le parti.
È stato un percorso lunghissimo perché è cominciato 2 anni fa, è terminato in modo bellissimo con una medaglia olimpica a Parigi, una medaglia di bronzo, ma al di là della medaglia quello che è stato veramente importante è il percorso che queste ragazze hanno fatto e quello che sono riuscite anche a costruire di se stesse, a ritrovare in un momento che è stato comunque molto difficile e molto complesso. Ma questo non è solo, vorrei dire, merito mio, ma merito di una federazione che a un certo punto ha deciso di investire su quello che è anche il benessere e la salute dell'atlete, dandogli un supporto a 360 gradi, non solo psicologico. Certo, grazie. Adesso volevo fare una domanda anche al dottor Carniel. Lei è medico del Vicenza Calcio, no? In un mondo come quello del calcio, dove i riflettori sono sempre accesi e diciamo che ai giocatori viene richiesto un impegno molto forte, anche con più partite settimanali, eccetera. Quali sono le strategie che si stanno sperimentando per permettere che le performance di questi atleti siano sempre al top? Le rispondo in una maniera molto semplice. Quando una volta una squadra di calcio era composta da 16 giocatori e quando si andava in trasferta si aveva un pullman che era mezzo vuoto generalmente. Noi quando giocavamo a calcio una volta ci lamentavamo se portavano via qualche tifoso all'interno del pullman. Adesso i pullman non bastano più. Quindi vuol dire che ogni trasferta di una squadra professionistica sono 50 persone che si muovono. Quindi vuol dire che il sostegno psicologico è fondamentale perché le rose sono composte ormai da 25-26 giocatori. Giocano solo 11, massimo 16, e gli altri, quelli che rimangono diciamo al palo, hanno bisogno di essere sostenuti perché quando, come spesso si sa, coloro i quali giocano meno o poco vanno incontro a tutta una serie di problematiche sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psichico. Per cui lo psicologo gli permette di mantenere una condizione importante al fine che nel momento in cui rientrino nel gioco abbiano la possibilità di far vedere le loro valenze, insomma, in questo caso qua. Per cui questa è la base e anche l'importanza del sostegno. Per lo più non esiste più il medico da solo, esiste l'ortopedico che ti si avvicina, hai bisogno di colui che ti fa le diete all'interno del sistema, cioè è cambiato radicalmente, quindi il sostegno che diceva la dottoressa è composto da un'equipe di persone, quindi pensi che l'allenatore non è più l'unico, ha un vice allenatore, ha un vice allenatore ancora, un preparatore tecnico, uno che valuta il match, l'analisi della partita durante la partita dall'esterno. È cambiato radicalmente il mondo. Quindi ecco perché in una situazione come questa, in cui tante persone, tante volte uno si può perdere all'interno di tante persone. Quando sono poche si possono individuare facilmente, ma quando cominciano a essere tante qualcuno si può perdere. Quindi voi avete comunque uno psicologo dello sport all'interno della squadra, insomma, Nella nostra squadra penso ce ne siano anche due, devo dire la verità, in quanto tale, perché la necessità, provate a pensare anche ipoteticamente a uno sforzo fisico e mentale di una squadra che parte per vincere. Qualsiasi situazione che capiti, anche un pareggio, come noi in questo momento abbiamo pareggiato 2 partite, siamo già sui giornali nell'occhio del ciclone, come mai abbiamo pareggiato 2 partite quando dovevamo vincerle tutte, teoricamente, per il pubblico e per la città stessa di Vicenza. Tante volte invece le squadre sono composte di persone, vanno composte piano piano, specialmente se è cambiato tanto, ricomposte lentamente per ottenere il massimo risultato. Ecco perché lo psicologo diventa fondamentale. Ecco, dottora Antonini Canterini, volevo chiederle, lei fa parte appunto dell'ORAS e quindi stiamo parlando di un ospedale riabilitativo. Parliamo quindi di sport. Lo sport per tutti, ma oppure no, e secondo quali, diciamo, prescrizioni? Sì, l'argomento che mi propone è molto ampio. Diciamo che proverei a sintetizzare alcuni punti dicendo che allargherei anche un po' il discorso allo sport che ha un'accezione più, fra virgolette, agonistica, all'esercizio fisico più in generale. Chiaramente
nostro ospedale noi trattiamo pazienti sia che hanno avuto patologie spesso molto gravi o di tipo neurologico, come le lesioni spinali, sono pazienti con paraparesi o tetraparesi, oppure gravi cerebrolesioni, oppure gravissime patologie cardiovascolari, interventi cardiochirurgici, trapianto di cuore, l'impianto di cuori artificiali, eccetera. Per cui se parliamo proprio dei nostri pazienti di ORAS, diciamo che l'esercizio fisico proporzionato, graduale, individualizzato per ognuno di questi soggetti è parte fondamentale del processo di recupero, non al pari stiamo parlando molto di psicologi, per esempio solo nel reparto nostro di cardiologia ce ne sono 3 a tempo pieno, ce ne sono altrettanti o forse di più, forse l'amministratrice delegata mi avrà dati più precisi, anche nel reparto neurologico, e quindi anche noi facciamo un lavoro a 360 gradi. Questo per quanto riguarda il lavoro che facciamo, perché io parlo in cardiologia perché sono un cardiologo, diciamo. Oggi ormai il concetto è che l'esercizio fisico è un farmaco, è come un farmaco, ci sono le evidenze scientifiche molto forti ormai che l'esercizio fisico fatto in modo giusto, naturalmente non esagerato, ma seguito e in maniera adeguata, riduce la probabilità di avere nuovi eventi, riduce la mortalità e oltre a tutta una serie di benefici nel reinserimento sociale, lavorativo, familiare, affettivo a 360 gradi di tutte le persone che sono andate incontro a patologie gravissime, disabilitanti. Poi lo sport potremo fare dopo magari qualche altro allargamento, perché noi non ci occupiamo solo di questo, ci occupiamo anche di supporto con la medicina dello sport, eccetera, anche di supporto a soggetti non così pazienti così gravi, ma soggetti magari atleti o altri tipi di persone che invece possono avere un rapporto con l'esercizio fisico, proprio anche con lo sport più tradizionale, diciamo. Ecco, io leggevo nei giorni scorsi che nella Marca, secondo i recenti studi, si registrano una media di 4 casi ogni 1000 di cardiopatici nei giovani sportivi e oltre 50 sono i giovani che sono stati anche presi in carico dal servizio di medicina dello sport. Per questi giovani, almeno una volta, si diceva la carriera sportiva è finita, no? Ma invece adesso non è più così, cioè per loro si potrebbe aprire, anzi si apre una seconda possibilità, una seconda chance di reinventarsi e di fare sport e in che modo? Ma qui è presente anche il medico dello sport con cui noi con i medici dello sport collaboriamo molto, perché il 99% forse delle cause di interruzione di un'attività agonistica, di una mancata concessione di una idoneità agonistica ad un atleta è per problematiche di tipo cardiovascolari, la cosiddetta morte improvvisa dell'atleta in campo. Purtroppo tutti conosciamo alcuni casi emblematici, eclatanti, che sono successi anche recentemente, eccetera. Una prima considerazione che posso fare è che comunque noi in Italia siamo assolutamente all'avanguardia in questo campo, anzi a livello di diciamo organizzazioni scientifiche mondiali di medicina dello sport, di cardiologia dello sport, noi italiani siamo anche, fra virgolette, un po' criticati, per esempio dal mondo anglosassone, perché noi facciamo degli screening molto approfonditi e per avere l'idoneità agonistica sono necessari una serie anche di indagini di secondo livello di tipo cardiologico, per esempio la prova da sforzo, l'ecocardiogramma, al di là del semplice elettrocardiogramma, e quindi molto spesso capita che con il medico dello sport non è che interrompe generalmente di colpo l'attività, intercetta una serie di soggetti che potrebbero necessitare di approfondimenti. Qui entra in campo il cardiologo appunto con degli accertamenti anche più mirati, a volte i soggetti vengono interrotti nella loro pratica sportiva, fanno il cosiddetto detraining solo per un breve periodo di tempo, non so, 3 mesi o 6 mesi, e in questo modo si va a verificare se alcune caratteristiche che non lasciavano tranquilli
tranquilli il medico dello sport al momento della concessione dell'aiuto agonistica potevano essere reversibili o meno, e sulla base di queste cose una certa quantità di ragazzi, spesso sono ragazzi, riottengono la possibilità di fare sport e di ottenere. Poi ci sono dei soggetti in cui invece bisogna proprio interrompere, e poi ci sono, facciamo un esempio anche recente, il giocatore Eriksen dell'Inter che ebbe l'arresto cardiaco in campo all'Europeo, non gioca più in Italia perché la legislazione, gioca in Inghilterra perché lì gli hanno impiantato un defibrillatore impiantabile, ma la legislazione inglese permette di giocare con il defibrillatore. In Italia siamo molto più restrittivi e non c'è questa possibilità. Diciamo però che soggetti con cardiopatie potenzialmente molto gravi vengono interrotti, ed è a volte un dramma anche proprio la comunicazione con questi ragazzi, soprattutto se sono ragazzi molto promettenti nella loro pratica. Grazie. Ecco, dottoressa Romanello, rimaniamo sempre nell'ORAS, che 20 anni di attività anche a livello regionale per garantire la migliore abilitazione a chi ha subito appunto dei danni neurologici, ma anche appunto pneumologici e cardiologici. Ci spiega come lo sport è entrato nel vostro ospedale anche grazie alla collaborazione con il CONI, no? Mi sembra. Con il Comitato Italiano Paralimpico. Paralimpico, scusi. Niente. Allora, l'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza è un ospedale particolare, un ospedale diverso da quelli che siamo abituati a frequentare magari in occasioni, diciamo così, di episodi peracuti di nostri familiari o conoscenti. È un ospedale particolare perché si occupa della riabilitazione, e la riabilitazione è un processo lento, è un percorso lento che avviene appunto nel tempo e che prepara per il singolo paziente, che viene messo al centro del percorso riabilitativo, un progetto riabilitativo. Intorno al paziente ruotano molte figure, da quella medica in primis, ma abbiamo molti ovviamente infermieri, fisioterapisti, logopedisti, nutrizionisti, psicologi, neuropsicologi, quindi è un'equipe che si prende carico appunto del paziente a tutto tondo. Il nostro obiettivo fondamentalmente, dopo la stabilizzazione clinica del paziente, che chiaramente è la prima preoccupazione dell'area medica, è un'attività di reinserimento psicosociale del paziente, perché come spesso ci dicono i medici, i pazienti non si ricordano di loro per magari aver salvato loro la vita, ma per come tornano a casa, e quindi è fondamentale tutta quell'attività che è un'attività che va svolta con pazienza, perché appunto il malato ha un recupero nel tempo che è progressivo, ma ha bisogno dei suoi tempi, e ognuno ha dei tempi diversi, per tornare alla propria casa, alla propria abitazione, al proprio affetto, al proprio lavoro al meglio delle sue capacità residue. Chiaramente, come diceva il dottor Antonini, noi trattiamo traumi o comunque condizioni abbastanza severe e grave, ecco, quindi la classica riabilitazione ortopedica, ad esempio, noi non la svolgiamo. Ci siamo concentrati per mission regionale, perché ORAS è la struttura riabilitativa della Regione Veneto, quindi un ospedale pubblico, nella gestione di quei casi più difficili, e nell'area neurologica curiamo tutti i pazienti che hanno avuto una mielolesione. Abbiamo molti ragazzi giovani, di solito maschi, perché i maschietti sono più turbolenti, e quindi abbiamo tanti pazienti, abbiamo una cinquantina di pazienti, di cui una trentina appunto di persone che hanno avuto episodi di trauma, a seguito dei quali la vita chiaramente cambia, per i quali, dopo appunto passata la fase di stabilizzazione clinica, lo sport, insieme ad altre attività, è una delle leve fondamentali di recupero innanzitutto della percezione di sé e del proprio ruolo, ma anche di restituzione alla socialità, alla vita e all'inclusione rispetto a quello che è il mondo fuori dall'ospedale, perché poi noi lavoriamo per restituire il paziente alla sua vita al meglio appunto delle sue possibilità. Lo sport in questo è fondamentale. Noi lo svolgiamo all'interno dell'ospedale da tanto, sempre di più in collaborazione con i tecnici esperti del Comitato Italiano Paralimpico,
il nostro amico Ruggero Vinnai. Facciamo tante attività diverse, facciamo bocce, facciamo tiro con l'arco, ping pong da tavolo, e abbiamo in mente un progetto che magari vi racconto dopo, per uscire dall'ospedale con i nostri ragazzi. Ecco, e uno di questi progetti, però magari è già andato in onda, diciamo così, tra virgolette, è quello del progetto Vele for All, perché sappiamo insomma che nel disabile lo sport attiva delle life skills, delle abilità che magari prima non sapeva di avere, e questo progetto ha proprio dimostrato questa cosa. Lei ce ne può parlare di Molto questo progetto? volentieri, perché è stato un progetto che insieme in ospedale abbiamo fortemente voluto, anche lanciando il cuore oltre l'ostacolo, perché devo dire che la persona che ci ha proposto questo progetto, che è l'amico Andrea Stella, dello Spirito di Stella, che è appena rientrato da Parigi per appunto le Paralimpiadi, mi diceva: guarda, io ho girato tutti gli ospedali d'Italia, tutti mi dicono bellissimo progetto, però poi io non riesco a realizzarlo, non riesco a portarlo a terra, perché oggettivamente è particolarmente impegnativo. Ma appunto, con un atto un po' anche di coraggio, forse anche di incoscienza, abbiamo abbracciato questa idea, e quindi in collaborazione con il Comitato Velico di Trieste abbiamo sostanzialmente portato in ospedale una barca a vela che abbiamo montato su un invaso con le vele, quindi una barca a tutti gli effetti, le cui vele venivano orientate da un ventilatore, quindi a secco, per innanzitutto insegnare le tecniche di navigazione ai ragazzi. Abbiamo preparato 3 ragazzi che hanno fatto tutta una parte di teoria con una insegnante, un'istruttrice velica, e poi una tetraplegici, esatto, quindi dei ragazzi che, diciamo così, le cui abilità residue erano veramente molto, molto poche, e che, diciamo così, hanno potuto direzionare l'andamento della barca tramite un comando mentoniero, cioè attaccato proprio al mento. Quindi abbiamo in qualche maniera messo in campo tantissime energie per realizzare un progetto. E già qui sembrava un progetto, insomma, che è degno di essere ricordato dai posteri, però ci siamo spinti oltre. E quindi, facendo un bel segno della croce, perché era un attimo di brivido, siamo andati a San Giuliano, nella laguna di Venezia, e abbiamo fatto navigare i nostri amici in acque libere, da soli, completamente da soli. È stato molto emozionante, mi emoziono ancora oggi a ricordarlo, perché le sensazioni che loro poi hanno descritto, quella proprio della libertà, del navigare, del sentire il rumore del vento e della libertà indipendentemente dalla loro condizione, è stato per loro un grande regalo, ma è stata anche una leva per continuare questo sport, e anche proprio per capire che, al di là della condizione fisica, la determinazione e anche il sano agonismo, la competizione sono importanti sempre, insomma, a maggior ragione quando abbiamo dei limiti. Grazie mille. Io volevo ritornare adesso alla dottoressa Bunus. Ecco, quando stava parlando il dottor Carniel, diceva che nel Vicenza Calcio ormai ci sono anche più di uno psicologo, no, dello sport. Però cioè, è così veramente sdoganata questa figura all'interno delle federazioni, o ancora in Italia si stenta a vedere positivamente lo psicologo all'interno delle squadre? Direi che la vostra società è lungimirante. Voi calcolate che a Parigi, in tutte le federazioni che hanno rappresentato l'Italia, eravamo in 3 psicologi, quindi un numero esiguo, e pochissime federazioni ancora investono in questa figura professionale. Devo dire che il calcio è avanti, in quanto nel 2018-19, adesso non mi ricordo, l'Associazione Italiana Calciatori insieme alla Lega Pro ha creato e ha voluto questo progetto che si chiama You'll Never Walk Alone, che io ho avuto la fortuna di progettare insieme, insomma, ad altri colleghi e insieme a questi enti, dove noi abbiamo iniziato a fare cultura dello sport a 360 gradi, a parlare di benessere, a parlare di disagio, a parlare di tutte quelle tappe che inevitabilmente qualsiasi atleta si trova a vivere nel corso della sua carriera. E siamo andati negli spogliatoi di Serie C di calcio maschile proprio a parlare di questi argomenti qua.
E devo dire che sorprendentemente abbiamo avuto calciatori che ci hanno ascoltato, che ci hanno chiesto, abbiamo aperto uno sportello, ovviamente nel rispetto della privacy, dove tantissimi calciatori si sono rivolti per farci le domande più banali anche, o chiedere un'indicazione o come comportarsi con un allenatore che non li faceva giocare, piuttosto tutta la parte del recupero dell'infortunio, quello che si definisce il return to play, che è un altro aspetto fondamentale della psicologia dello sport. E quindi il calcio, che sembra sempre che sia insomma quello un po' più lontano da questo mondo, con questo progetto si è avvicinato. Poi la cultura dello psicologo dello sport è ancora molto indietro in Italia, e questo lo sappiamo, ma ci sono tantissimi diciamo aspetti anche a corollario di questo, dalla formazione. Generalmente quando si parla di psicologia la prima cosa che viene in mente è la clinica, inevitabilmente. Gli anglosassoni sono più fortunati perché si chiamano sport psychologist. Noi siamo psicologi dello sport, quindi avere la parola psicologi prima inevitabilmente crea ancora un po' di reticenza, un po' di paura, un po' di ostacoli a rivolgersi alla nostra figura. Però tantissimi passi sono stati fatti in avanti e quindi io credo che dovremmo cominciare a parlare proprio a tutti gli sportivi, a tutte le società sportive, che gli psicologi dello sport non arrivano quando c'è un problema, ma arrivano proprio per implementare, per migliorare, per collaborare con lo staff, per sviluppare quelle che sono le abilità mentali. Ogni essere umano ha delle abilità mentali che al pari di quelle fisiche possono e devono essere allenate. E quindi riuscire anche a mandare questo messaggio allo sport giovanile, che è un'età veramente fertile in cui noi possiamo sviluppare queste abilità, penso che sia un po' un dovere di tutti. Grazie. Ma come sono cambiate, visto che lei insomma è nel settore da diversi anni, come sono cambiate nel tempo le esigenze degli atleti? Cioè cosa chiedono adesso al psicologo dello sport? Quali sono i loro problemi, diciamo, che voi cercate di fargli superare? Allora, io quello che posso dire dall'esperienza quando sono tornata da Parigi è che quello che io ho visto in tutti gli sport, perché poi quando si è all'estero nel villaggio olimpico, voglio dire, tutti gli italiani stanno con gli italiani e quindi si parlava anche senza filtri perché era un ambiente protetto, non c'erano i giornalisti, non c'era nessuno, quindi ti venivano a chiedere in qualificazione non sono riuscito a saltare, cosa posso fare? Magari avevamo solo bevuto un caffè o avevamo preso un gelato insieme. Ecco, io penso che quello che accomuna tutti gli atleti è l'autoregolazione emotiva, l'autoregolazione delle esperienze emozionali, quindi la paura, la tensione, il come attivarsi, tutto quello che è l'aspetto della routine pre-performance, cosa fare prima, quanto devo attivarmi, cosa succede, come posso modificare un pensiero. Ecco, alla fin fine quello che io ho sentito e ho vissuto comunque con gli atleti è proprio l'aspetto della regolazione emotiva ed è quello un po' mi tremano le gambe prima di giocare, poi certo entro in campo e vado, però quel tremore prima inevitabilmente molte volte ti limita in qualcosa e molte volte non ti fa vivere bene l'esperienza. E invece queste Olimpiadi ci hanno detto che al di là delle medaglie l'esperienza è stata molto più importante. Ci sono stati eventi clamorosi in cui, passatemi il termine, il vecchio giornalismo diceva ma come fai a essere contenta di un quarto posto o di un quinto posto? Uno può essere contento lo stesso. Cioè io penso che queste Olimpiadi ci hanno dimostrato quanto il percorso molte volte sia più importante di una medaglia. E questo io penso che sia il messaggio che deve passare e che deve entrare sì nelle case degli italiani, ma soprattutto nel cuore di tutte quelle persone che lo sport in qualche modo lo veicolano a 360 gradi con i nostri giovani. Poi l'antagonismo è ancora un altro mondo, però io penso che questo sia stato il messaggio di queste Olimpiadi, che gli atleti finalmente hanno parlato e non hanno avuto paura di dire quello che hanno vissuto, che potevano essere felici anche solo per il fatto di essere lì. Cioè, io vorrei dire, se vedo un atleta che va alle Olimpiadi, io comunque mi inchino. Hanno fatto dei percorsi straordinari per arrivare lì. Cioè, la qualificazione olimpica che dura 4 anni, quest'anno 3 perché ovviamente Tokyo poi è stata spostata in là di un anno per il Covid. Cioè, ci sono
difficoltà, ci sono infortuni, ci sono scelte difficili da parte dei tecnici, cioè è un percorso lunghissimo e questo è il dietro le quinte dello sport, perché quello che poi le persone vedono è il podio, sono le medaglie, oppure magari questo evento mediatico così grande delle Olimpiadi che ci tiene un po' incollati tutti, anche quelli che magari proprio lo sport non lo vivono nella quotidianità. Però il messaggio è quello, cioè loro hanno detto io sono felice, e uno dice come sei felice? Poi sei arrivato quarto. Sì, ma voi non sapete da dove sono partito io. E quindi già essere riuscito a vivere bene anche, non avere quell'ansia che molte volte ha attanagliato tantissimi atleti, no? E infatti le reazioni, se voi vedete, di fine Olimpiadi ci sono grandi atleti che dicono io ho bisogno di fermarmi, ma grandi atleti un po' più maturi come può essere Paltrinieri, come può essere Tamberi, ma anche giovani come può essere Larissa Iapichino che ha detto io devo fermarmi, io in questo momento qua ho bisogno di recuperare energie, perché i percorsi sono lunghi, sono tortuosi e solo l'atleta col suo staff sa che cosa c'è dietro e quindi noi dovremmo imparare questo da questi eventi importanti. Volevo ritornare al dottor Carniel e voi magari anche approfittando del calcio che è sempre appunto sotto i riflettori, che è uno sport che tutti insomma bene o male seguono eccetera, so che state sperimentando una nuova terapia, quella una sorta di crioterapia con questa rigenerante, ci può spiegare un attimo di Esatto. cosa si tratta? Sempre nel mondo della medicina dello sport si cerca di ottenere il massimo risultato o anche la ricerca è stimolata per poter ottenere innovazioni, recuperi più veloci. E proprio per questo noi, quando per esempio la differenza di quando giocavo a calcio io, che ho avuto la fortuna di fare il professionista, è che noi una volta stavamo molto di più in campo rispetto ai ragazzi odierni, e però loro, adesso che stanno molto meno in campo rispetto a noi, corrono molto di più. E perché? Cosa è migliorato in questo tempo, questo fascio di tempo di 30 anni? È migliorata la condizione del riposo, secondo me. E torno anch'io sono d'accordo con la dottoressa di ciò che ha detto prima, il riposo, il tempo di recupero diventa fondamentale anche durante l'attività fisica stessa. Quando io giocavo a calcio era proibito bere. Adesso si beve in continuazione, si interrompe l'allenamento che dura circa un'ora, si interrompe 4-5 volte per far bere l'atleta. Quindi siamo portati sempre di più a queste innovazioni, a cercare un equilibrio da un punto di vista nutrizionale e l'elemento fondamentale è il recupero, cioè come eliminare i cataboliti una volta prodotti dopo l'attività fisica. Una delle ricerche che stiamo facendo adesso, anche grazie anche a un'azienda berunese, di utilizzare il freddo post allenamento. Generalmente, questa è una cosa già sperimentata, voi sapete che caldo-freddo rappresenta da sempre la terapia principale per l'uomo. Provate a pensare quando voi avete mal di pancia che cosa fate? Mettete la mano sulla pancia e in qualche maniera avete un sollievo o avete un ricovero del vostro malessere. La stessa cosa quando facevi un trauma particolare, avevi una distorsione alla caviglia e via, si utilizzava il freddo, il ghiaccio, eccetera. Utilizzandolo in maniera specifica, come stiamo facendo adesso, o come stiamo sperimentando adesso, che è una cosa diversa, noi già con altre squadre di calcio a livello professionistico utilizziamo anche delle camere, no? Che sono all'azoto. L'atleta viene fatto entrare a 60 gradi sotto zero, rimane per circa 1 minuto e mezzo, poi viene portato a un'altra camera che è a 130 gradi sotto zero per altro 1 minuto e mezzo, esce. E questo determina il famoso shock termico in quanto tale. E si ha un discreto risultato proprio sul recupero dei cataboliti, del metabolismo. Quindi abbiamo tutta una serie di risultati positivi. Noi cosa che abbiamo fatto? Stiamo cercando con un sistema che sia un po' più, diciamo, snello, rapido, di ottenere lo stesso risultato con temperature più basse, utilizzando una ventilazione. Quindi non usiamo l'azoto, quindi non abbiamo elementi pericolosi in quanto tali, e questo ci permette di mantenere una temperatura, cioè usando l'aria, quindi portiamo una condizione di refrigerazione a livello cutaneo per
3-4 minuti finché il ragazzo o il paziente, in questo caso qua, riesce a sopportare e ne esce. E i primi risultati, quindi diciamo questo anno e mezzo di sperimentazione che stiamo facendo, sono più che positivi, sono più che sovrapponibili agli altri, quindi con un costo nettamente inferiore e anche con una tranquillità di utilizzo rispetto al resto, perché in fin dei conti voi sapete, dai 60 gradi su 0 a 130 succede qualcosa, deve esserci sempre uno presente, anche se anche noi siamo sempre presenti in questo caso qua nella sperimentazione, però diventa più facile per il paziente o l'atleta uscire se dovesse avere problemi, eccetera. Per cui siamo contenti per questo motivo, perché voi sapete che il freddo porta due condizioni fondamentali: aumentano le beta endorfine, quindi si sopporta meglio il dolore generalmente, e mi scende anche i processi infiammatori, per cui otteniamo parecchi risultati in questo senso. Naturalmente questo è uno dei nostri studi e ce ne sono anche altri. Ma cioè, quante volte a settimana uno può sottoporsi a meno 130 gradi? Perché è veramente uno shock Allora, incredibile. ma provate a pensarci, non è una innovazione. Allora, io ho avuto la fortuna nel periodo di formazione di andare a Jyväskylä. Jyväskylä è in Finlandia, dove vi è una delle scuole maggiori di muscolo. Quindi noi ancora adesso, tante volte, quando abbiamo delle lesioni muscolari in atleti di alto livello, li facciamo operare in Finlandia, dove c'è questo centro importante, Mika Häkkinen si chiama il professore. Cosa che faceva Mika Häkkinen? Ha sempre avuto un debole per noi italiani generalmente, perché siamo un po' ciancerosi, chiacchieriamo quando loro non parlano mai. Cioè, è una delle esperienze più negative della mia vita, riuscire ad andare a cena con lui e sua moglie e dire 3 parole di tutta la serata. È un dramma dal mio punto di vista. Comunque, diciamo, per manifestare la sua amicizia nei miei confronti, mi ha permesso di andare nella sua dacia privata. Vuol dire, la dacia privata vuol dire fare la famosa sauna finlandese, che è umida, eccetera, e poi buttarsi dentro sul laghetto, perché sono sempre vicino al laghetto. È uno shock termico spaventoso che determina la messa in moto dell'ipotalamo nel recupero, eccetera. Quindi noi non abbiamo fatto altro che portare questo, che veniva fatto dai finlandesi, dai paesi nordici tanto tempo, in modo attuale. Cioè adesso ogni squadra di calcio, o nel passato, se vi ricordate, nei vecchi spogliatoi, che qui è Belluno, c'era la famosa vasca di acqua che, finito l'allenamento o finita la partita, il giocatore si immergeva. Noi anche a Vicenza Calcio abbiamo lo stesso, abbiamo anche un'altra vasca che va sugli 8 gradi, in cui il ragazzo, finito l'allenamento, si mette dentro per 7-8 minuti per recuperare le gambe, eccetera. Per cui questo non fa altro che poter ingegnerizzare un qualcosa che noi abbiamo già sperimentato nel tempo, ma con dei risultati superiori e anche con una sicurezza maggiore. Grazie. Sarà dura, io non lo proverò comunque. Troppo freddoloso. Allora, passiamo invece al dottor Antonini Canterin. Ritorniamo a quella che al settore appunto della riabilitazione, quindi a persone che hanno dei problemi, no? Qual è il momento più critico? Cioè dire la diagnosi al ragazzo, insomma, alla persona che fa sport del problema che ha, oppure l'accettazione successiva e tutti i passaggi successivi che deve fare poi la persona? Sì, sono due aspetti un po' diversi, la riabilitazione e il nostro intervento in medicina dello sport. Mi pare di capire che lei mi ha chiesto il ragazzo, diciamo, che viene bloccato, sì, che viene intercettato, sportivo che ha questo problema, ha insomma, avuto magari un malore in campo, magari gli troviamo delle problematiche di tipo aritmico, oppure delle alterazioni morfostrutturali del cuore che non rendono compatibile la concessione della idoneità agonistica, eccetera. Diciamo che poi abbiamo tutta una serie di soggetti, per esempio pazienti con delle anomalie congenite, tipo la valvola aortica bicuspide, che sono anche abbastanza comuni. Io, per esempio,
ci si accorge anche i soggetti prima che diventino dei campioncini dello sport. Un piccolo accorgimento che io e i miei collaboratori cerchiamo di mettere in campo: quando intercettiamo un problema di questo tipo in un ragazzo che non è già molto avviato in una pratica sportiva specifica, è consigliargli, e lui e ai familiari soprattutto, di non farlo appassionare troppo a una disciplina specifica, facendogli capire che con molta probabilità magari un'attività sportiva o non agonistica o blandamente agonistica può essere consentita per alcuni anni, però è possibile che negli anni a seguire gli venga bloccata, per cui gli consigliamo di diversificare la sua socialità sportiva, di fare un'attività più ludica, di cambiare sport, di fare un anno il nuoto, un anno non so una cosa, che sono comunque non privare il ragazzo della socialità e dell'esercizio fisico moderato, ma perché se il ragazzo è già un promettente centravanti dei esordienti del Vicenza, dirgli che non devi giocare più sono drammi assoluti. Al momento poi anche lì ogni famiglia reagisce in modo diverso, nel senso ci sono delle famiglie che si oppongono in maniera strenua, anche perché non nascondiamoci, per molte famiglie è un'occasione anche di riscatto sociale ed economico, il ragazzo potenziale fonte di reddito per la famiglia, e quindi ci sono alcune famiglie che privilegiano in maniera direi saggia anche la salute del ragazzo, altre famiglie che fanno di tutto, vanno a cercare il medico sportivo compiacente o cose pur di ottenere il benedetto foglio di carta che gli consente di continuare nello sport. Sono situazioni molto molto delicate che affrontiamo quotidianamente, diciamo, insieme al medico dello sport. Noi cardiologi siamo molto spesso Lavorate in equipe, lavoriamo insomma, in sempre, vi equipe, poi tra confrontate l'altro tra le varie a Oras professionisti. abbiamo una sezione molto sviluppata proprio di medicina dello sport in collaborazione con la medicina dello sport di Treviso. Il dottor Patrizio Sarto è il responsabile, che è una persona di grandissima cultura, grandissima capacità con cui collaboriamo quotidianamente, e quindi questi casi poi, quando sono particolarmente delicati, generalmente li gestiamo anche insieme. Grazie. Dottoressa Romanello, a me interessano molto i progetti che voi fate all'ospedale Horace di Motta di Livenza. Lei, quando ci siamo sentite, mi ha parlato anche del giro in bicicletta, dei podcast, del teatro. Mi può Sì. parlare del giro in bicicletta, ad Diciamo esempio? che Sì. benessere è ovviamente una condizione che noi cerchiamo di far raggiungere ai nostri ospiti e alle loro famiglie, perché nella nostra attività il coinvolgimento dell'intero nucleo familiare è fondamentale, attivando tutta una serie di leve, e le arti in senso generale sono fondamentali. Quindi noi oggi parliamo dello sport, ma non possiamo dimenticare che il teatro, il canto, quindi tutto l'ambito musicale, la danza, l'espressione comunque del sé, sono delle strategie, delle leve strategiche fondamentali per il benessere dell'individuo. E come ospedale abbiamo anche una responsabilità, che è quella di tenere alta l'attenzione di tutta la società civile rispetto al tema dell'inclusione, perché l'inclusione non deve rimanere un problema di scalino più o meno alto, ma deve essere un sentimento che pervade le nostre collettività. E quindi noi cerchiamo di andare oltre le mura del nostro ospedale e di coinvolgere in primis il territorio nel quale ci troviamo, ma comunque in generale la società civile, rispetto a quello che è un'inclusione autentica e sostanziale, non formale. Tante volte, specie noi italiani, siamo campioni, cintura nera direi, rimanendo in tema di sport, di regole e adempimenti normativi. Ecco, qua si tratta di andare davvero oltre. Per raggiungere questo obiettivo, che è comunque importante, va oltre anche la nostra, diciamo così, mission in senso classico, abbiamo anzi promosso, più che aderito, tutta una serie di iniziative che vanno appunto dal giro di tutto il Veneto, diciamo così, con delle carrozzine particolarmente
tecnologiche, quindi alle quali abbiamo agganciato un motorino sostanzialmente, e quindi abbiamo una serie di camminatori, hanno concluso a Motta di Livenza l'anno scorso il loro percorso partendo da Verona, passando per Vicenza, tutte le nostre province fino ad arrivare appunto a Motta di Livenza. È stata una grande festa, una festa che a mano, di tappa in tappa, ha, diciamo così, aggiunto interesse e ha aggiunto sostenitori, potremmo proprio dire followers in questo caso, e li hanno proprio seguiti anche fisicamente e sono arrivati a Motta di Livenza che erano più di 500, quindi una festa per tutta la città. Ecco, questa integrazione e queste e tante altre iniziative come la medicina narrativa, ad esempio, che noi abbiamo fatto quest'anno, che è guarire tramite la narrazione della propria esperienza, perché sappiamo che la scrittura, anche la scrittura è terapeutica, e consegnare anche a chi verrà dopo in ospedale un messaggio di speranza è ad esempio quello che oggi, mentre noi siamo qui, sta andando in onda a Motta di Livenza in un evento che si chiama Second Life, appunto seconda vita, in cui sostanzialmente facciamo ascoltare a tutti coloro che partecipano tramite delle cuffie tecnologiche delle storie, delle narrazioni che i nostri ex pazienti, i nostri operatori, perché ricordiamoci che gli operatori sanitari sono fondamentali nel processo di cura, e anche i familiari e appunto tutti coloro che girano intorno ai pazienti raccontano, e abbiamo racchiuso appunto in questi podcast che vengono ascoltati e che saranno consegnati anche a chi un domani farà l'esperienza in ospedale come stimolo di incoraggiamento, insomma, ecco, come condivisione di un percorso. L'altro aspetto importante sul quale stiamo lavorando è un ambizioso progetto che in qualche maniera è stato reso possibile da una integrazione con la città, e quindi Motta di Livenza, città dello sport, una città che ospita moltissime strutture e ha una grande cultura dello sport. E appunto il progetto qual è? È quello di far uscire i nostri ospiti dalle mura dell'ospedale, perché viviamo anche in un mondo di risorse scarse, di risorse finite, definite. Non è possibile pensare di replicare tutti gli impianti sportivi a favore di una persona che abbia una disabilità, ma visto che oramai nelle nostre città quasi tutti gli impianti sono, oltre che a norma, ma sono davvero accessibili, insieme sempre agli amici del Comitato Italiano Paralimpico porteremo i nostri ragazzi nei palazzetti dello sport della città, e quindi l'ospedale esce dalle sue mura e la città diventa una città riabilitativa. Lo sport è uno dei percorsi che noi abbiamo già delineato in questa progettualità, ma insieme a questa ce ne sono molte altre, ad esempio il mondo della scuola, quindi i nostri pazienti andranno nelle scuole a raccontare le proprie esperienze, anche proprio per far sì che il tema della disabilità diventi un tema sempre più anche sdoganato dal punto di vista sociale, ma il mondo delle parrocchie, degli scout, piuttosto che il mondo della produzione, quindi i nostri ragazzi faranno dei tirocini all'interno delle aziende, e tutto questo genererà, almeno questo è il nostro auspicio, un clima davvero di accettazione e di condivisione di quello che è la disabilità. Ricordiamoci che la disabilità è anche una persona che ha un gesso momentaneo per 10 giorni, o una nonna con un carrellino, o una mamma con un passeggino, cioè la cultura della gentilezza, la cultura della condivisione, specie a mio avviso dopo l'evento pandemico che ha cambiato i paradigmi della nostra storia, deve diventare davvero, può essere un'occasione per cambiare passo, insomma, ecco, e rimettere l'uomo al centro. Certo, certo. Quindi, dottoressa Bonus, no? Lei e un po' insomma tutti quanti abbiamo parlato di una gestione anche delle emozioni, no? Che è fondamentale per avere anche una prestazione migliore e poter raggiungere l'obiettivo. Però io mi chiedo, no? È più difficile gestire una vittoria o una sconfitta? Domanda da 100.000 euro. Sono difficili da gestire entrambe. Abbiamo delle dichiarazioni anche di atleti che hanno vinto medaglie e non sono stati felici dopo averle vinte.
Cioè il momento della medaglia è un momento inimmaginabile, ma molte volte velocissimo. Molte volte perché il giorno dopo, questo ce lo dicono ancora per esempio dei tennisti quando hanno vinto, ci ricordiamo uno spagnolo che a 20 anni ha vinto Wimbledon e il giorno dopo ha detto io da oggi devo ricominciare e ci sono tante aspettative. Quindi il problema della vittoria è riuscire a insegnare all'atleta a viverlo, perché se noi ci pensiamo nella carriera di un atleta ma anche di un ragazzino che fa sport, ci si ferma molto più quando qualcosa non va bene che quando qualcosa va male. Perché quando si vince va tutto bene, siamo tutti felici, il giorno dopo ritorniamo lì, ma molte volte non lo viviamo. E il cervello ha un meccanismo bellissimo che è quello di riuscire a fotografare i momenti felici. Si chiama snapshot dopaminergico. Vuol dire che riesce a memorizzare nel nostro cervello tutto quello che ci rende felici. Molte volte gli atleti non lo fanno. Le vittorie sembrano scontate, no? Abbiamo lavorato, ci siamo impegnati e la vittoria è arrivata. Si perde un dramma. Niente va bene, non riusciamo a fare nulla, inevitabilmente adesso ci sono i social che impattano in modo imponente nella vittoria e nella sconfitta. I social ci insegnano comunque che vuol dire hanno una faccia buona ma hanno anche una faccia cattiva e hanno un impatto anche proprio nella reazione e nel benessere degli atleti. Questo è uno dei più grossi cambiamenti che abbiamo avuto nello sport, no? Quanto i social riescono a impattare sulla serenità e sulla tranquillità di un atleta. Quindi la vittoria bisogna insegnare ai nostri ragazzi a vincere, bisogna insegnarli, tra virgolette, anche a vivere la vittoria e anche la sconfitta. Un quarto posto sembra che sia una sconfitta. E chi l'ha detto che è una sconfitta? Quindi ci sono degli stereotipi e bisogna cominciare anche a sdoganare questo e rivedere un attimo lo sport proprio con una cultura diversa. E questo è importante. Ma questo secondo me deriva proprio dal fatto di un errore di base che si fa, perché prima di lanciarci sulla vittoria, perché vincere piace a tutti e va bene così, noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a competere, che è ancora diverso. Insegnare a mettere le skills necessarie nel momento della difficoltà, a sopportare la fatica, perché lo sport è comunque fatica, ma la fatica non ha un'accezione solo negativa, ha anche un'accezione positiva, a percepire la fatica in modo diverso, perché far fatica è comunque un qualcosa che può fare del bene. Quindi noi dobbiamo focalizzarci, soprattutto in età evolutiva, sul concetto di insegnare ai nostri figli, ai nostri atleti a competere. Una volta che avranno imparato a competere, possiamo insegnargli anche il concetto di vittoria e di sconfitta, ma viviamo in una società in cui vorremmo sempre i figli perfetti, che vanno bene a scuola, che vincono, ma la vita non è questo. E la cosa assurda è che gli atleti di alto livello ce lo dicono. Qualsiasi bibliografia che voi potete leggere di un grande atleta è piena di pagine e pagine di difficoltà, di sconfitte, di risalite, poi chiamiamola resilienza se vi piace, possiamo dare qualsiasi nome. Ed è da lì che si trova la forza, si trova la consapevolezza per poter risalire e per poter dare il meglio che uno ha. Poi è mica detto che tutti debbano vincere, tutti si impegnano nello stesso modo. E poi ci sono quelli che la giornata magica, l'errore dell'avversario, molte volte si vince anche perché l'avversario sbaglia, perché no? Ma noi dobbiamo proprio lavorare sul concetto di insegnare ai nostri ragazzi a essere competitivi e quindi a sviluppare tutte quelle abilità mentali, sociali, emozionali, relazionali che possono incidere notevolmente sulla vittoria finale, ma la vittoria finale non è sotto il nostro controllo. Il come noi facciamo competizione, come noi giochiamo, come noi riusciamo comunque a tirare di scherma, a calciare una palla, quello può dipendere da noi. Quindi mettiamo l'attenzione su quello che può dipendere da loro e fortifichiamoli e aumentiamo l'autoefficacia. La vittoria è un qualcosa che non è controllabile al 100%. Grazie.
Dottor Carniella, allora ritornando invece a questo sistema della crioterapia, no? Adesso voi lo state, mi è rimasto impresso. È possibile, cioè voi lo potete applicare, si può applicare anche sulle persone, tra virgolette, normali e con quali finalità? Sicuramente anche sulle persone normali, perché come ho detto prima, noi dobbiamo cercare di eliminare i cataboliti e nello stesso tempo stimolare le cellule, la rigenerazione delle nuove cellule. Quindi la crioterapia fa parte di quelle terapie che favoriscono il miglioramento e la qualità del tessuto, che tende non diciamo ringiovanire, ma a mantenersi in una condizione stabile. Naturalmente non è l'unico elemento che noi utilizziamo. Stiamo utilizzando anche dei nuovi sistemi di radiofrequenza. Perdonatemi, la radiofrequenza viene più conosciuta come tecarterapia generalmente, ma la tecarterapia è meglio parlare di radiofrequenza perché ha delle lunghezze d'onda maggiori. La tecarterapia si ferma a delle lunghezze d'onda ben precise. Invece la radiofrequenza ha delle lunghezze maggiori, si parla anche di frequenze che vanno attorno ai 18.000 MHz, quindi cose importanti. Queste, abbinate al freddo e abbinate anche alla luce, a certi tipi di laser, permettono di stimolare tutte le cellule satelliti. Questo è uno dei giochi che stiamo facendo in questo periodo qua. Parliamo di gioco per ricerca in questo caso, che permette all'individuo di avere un miglioramento dell'elasticità sia da un punto di vista muscolare che di tutto il connettivo lasso. Perché parliamo di più terapie? Perché fondamentalmente ogni terapia ha un bisogno di un lungo tempo di realizzazione. Ricordatevi sempre, quello che ci viene chiesto anche ai nostri ambulatori generalmente è una guarigione. La guarigione, quindi oggi abbiamo la possibilità di avere degli esperti che tante volte la guarigione sanno che non la otterremo mai e quindi stiamo lottando sistematicamente per ottenere il massimo per poter tante volte sopravvivere. Le persone normali tante volte hanno delle pretese maggiori perché non si rendono conto delle difficoltà che ci sono anche dall'altra parte per ottenere il risultato che loro vorrebbero. Quindi quando si fa un trattamento fisico, si fa un trattamento, non abbiamo mai un risultato immediato. Non è che sto bene subito, quindi dobbiamo ragionare sempre nel lungo periodo, perché anche una rigenerazione tissutale avviene sempre nell'ambito di qualche mese, 2-3 mesi, in funzione di quello che noi dobbiamo fare naturalmente. Poi la ricerca è basilare in questo campo, da tutti i punti di vista. Voi vedete con l'utilizzo dei nuovi derivati, delle varie globuline che vengono utilizzate adesso, delle cellule monoclonali e altre situazioni, stiamo ottenendo dei buoni risultati, ma sono dei risultati ancora purtroppo dipendenti dall'utilizzo di questi farmaci. Per cui anche noi, come tante volte che siamo medici, vorremmo rendere l'individuo libero, cioè libero di muoversi, come i ragazzi, di sentirsi liberi di poter andare con le vele, di potersi muovere e lontano dal campo medico. Ecco, dobbiamo ancora purtroppo lavorare tanto per ottenere questo tipo di risultato. Volevo aggiungere una cosa, se mi permette, al discorso che ha fatto la dottoressa Bonus. E provate a pensare all'evoluzione dei nostri tempi. Cioè quando giocavamo a calcio noi una volta eravamo in 100 e giocavano 22, quindi 2 squadre. Adesso abbiamo solo 16 ragazzi. Cioè io non so se tante volte dobbiamo fare la psicologia ai ragazzi, cioè trattare psicologicamente i ragazzi o le famiglie stesse. Le famiglie ci creano un grosso impedimento nel poter lavorare come vogliamo noi, dal mio punto di vista. Abbiamo grosse difficoltà a anche comunicare con quelli che hanno la nostra età perché tante volte non riescono a comprendere le varie difficoltà o dove vogliamo arrivare. Provate a pensarci bene, la società moderna, io sono felice di sentire dalla dottoressa Romanello che è così entusiasta di quello che sta dicendo, ma la politica non ci dà una mano quasi mai nell'integrazione, nel cercare di creare dei gruppi di ragazzi, nello sport. Io ho chiesto tante volte, anche nella città dove abito, a Conegliano, di avere
di avere qualche campo da calcio in più o con una palestra in più, in modo di poter portare tutti i ragazzi nel pomeriggio insieme a lavorare o a studiare, anche poi poter fare i vari sport. E quindi si crea aggregazione, unione, i ragazzi crescono insieme e hanno un'unica visione delle cose. In questo momento stiamo vedendo che la società più bella ce la sta rappresentando la dottoressa Romanello, dove c'è un intento comune di un gruppo di persone che è felice di lavorare insieme. Tante volte capita di vedere tante squadre in cui non ci sono gente felice di giocare insieme. Voi vedete, noi anche con Conegliano abbiamo una squadra che è internazionale, fortissima, ma non gioca a Conegliano, gioca a Treviso. Quindi lei ha ripreso un po' quello che stava dicendo prima il dottor Antonini Canterin, che la famiglia alle volte può essere veramente un ostacolo anche per chi magari ha delle diagnosi non proprio felicissime, e per aiutarli poi a recuperare, eccetera. Ma quindi, dottor Antonini, scusi, Cantarin, diciamo che oggi il modello è lo sport per tutti, però personalizzato, cioè in base alle proprie capacità, ai propri limiti, eccetera. Questo è un po' quello su cui si sta lavorando e ci si sta, un po' uno sport su misura, ecco, come sartoriale. Sì, assolutamente sì, e vorrei toccare un tema relativamente a questo che non abbiamo toccato poco. Abbiamo parlato, sicuramente la cosa più importante, di tutti i ragazzini che si avvicinano allo sport, perché già in età prescolare, scolare, comunque è fondamentale l'attività fisica insieme alla nutrizione per la prevenzione proprio di tutte le malattie, eccetera, al di là dell'aspetto proprio ludico, sociale, eccetera. Però c'è un'altra faccia della medaglia che è altrettanto importante, che sono quelli che i medici dello sport chiamano gli atleti master, cioè tutta una soggetti della nostra età o comunque che hanno magari giocato a livello più o meno importante da ragazzi, poi hanno 40 anni, a 40 anni un atleta è vecchio per definizione negli sport competitivi, però dai 40, 50, 60 fino agli 80 e passa anni, ci sono sempre più persone che fanno la corsa, fanno la maratona, fanno il triathlon, fanno cose anche molto molto impegnative. E parlavamo, scusi, proprio con il dottor Carniello prima di sì. questo fenomeno. E chiaramente, riferendoci a una fascia d'età più avanzata, cioè diciamo dai 40 agli 80, ma parliamo dei 50-60 anni, giusto per avere è un'età in cui l'epidemiologia delle malattie cardiovascolari, degenerative e non solo, cioè si alza vertiginosamente, perché un ragazzo, solo poche situazioni più o meno congenite possono causargli la cosiddetta morte in campo, ma i soggetti di 50-60 anni che io li vedo in bicicletta, che vanno su con queste barbe bianche, che vanno su per i passi dolomitici, chiaramente io da cardiologo dico, ma chissà come sono le coronarie di questa persona, chissà come sono. E chiaramente anche per queste persone facciamo degli screening per delle idoneità, e la cosa più incredibile è che spesso si fa molta fatica a far comprendere a queste persone per cui lo sport agonistico sono proprio anche molto competitivi con se stessi, con i loro coetanei, con cui vanno in giro insieme, faccio l'esempio dei ciclisti, ma qualsiasi sport, è molto difficile, perché lì troviamo delle situazioni a volte anche imbarazzanti e anche potenzialmente molto molto pericolose, per cui, oppure hanno addirittura, e qui torno al nostro lavoro proprio, paziente per esempio che ha fatto un infarto o che ha fatto un'angioplastica coronarica, che era abituato a correre, andare in bicicletta, e chiaramente lui vuole tornare esattamente a fare quello che faceva prima. E lì è molto difficile, perché molto spesso è necessario sicuramente fare un downgrading, cioè a ridurre un momentino i livelli di performance che l'atleta cosiddetto master, sia che sia ancora in prevenzione primaria, sia che sia in prevenzione secondaria, può raggiungere. E anche lì si confeziona un abito proprio sartoriale. Al termine dei nostri cicli riabilitativi noi suggeriamo un programma di attività fisica che tendenzialmente tende a escludere queste cose più estreme, però anche qui ci sono molti, fra virgolette, io li chiamo incoscienti, che non ci ascoltano molto, e purtroppo qualche volta vediamo anche qualche risultato che non ci piace tanto. Dottor
Dottoressa Romanello, mi pare di capire quindi che i pazienti più difficili sono proprio questi. E come si fa qui a trattenerli da questa voglia che hanno di fare attività sportiva al massimo? Ricette non ne ho, veramente è difficile perché è il buon senso che a volte proprio manca, insomma, ecco, Certo. però... Li passiamo anche loro da qualche Sì, keep, qualche psicologo forse, che a gli volte faccia capire i propri ma questa è una limiti. mia proprio idea personale, Sì. c'è dietro qualcosa, Sì. quando uno ha bisogno di tutto questo sport, a questa età, insomma, ecco, Certo. la moderazione dovrebbe essere, Certo. insomma, imperante, invece a volte appunto non è così. Ecco, come un ultimo, diciamo, quadro anche dell'attività dell'ospedale. Lei diceva che noi pensiamo, voi insomma pensate al paziente non soltanto quando è in riabilitazione, ma anche al suo ritorno alla vita normale, perché Sì. comunque sarà una vita che è diversa da quella Una che vita avevano diversa. prima. Come si fa insomma ad abituare, a farle entrare nell'ottica che sarà comunque diverso? Beh, diciamo che è un lavoro che viene fatto attualmente già a partire dalle terapie intensive, in particolare per la parte di riabilitazione neurologica, e che quando il paziente arriva da noi viene avviato con le famiglie in maniera molto precoce. Ecco, noi abbiamo fatto anche dei lavori proprio scientifici sulla comunicazione della prognosi in termini di capacità della famiglia appunto di prendere in carico il paziente, se è possibile poi farlo rientrare a casa, perché a volte le situazioni sono tali per cui è necessario pensare a una struttura, ma il lavoro viene fatto dall'inizio, è un lavoro che viene fatto anche con il disability manager, che è una figura che noi abbiamo in ospedale, che cerca anche di occuparsi di tutti quelli che sono gli accorgimenti domestici, quindi legati proprio alla possibilità fisica per la persona di potersi muovere per casa in maniera autonoma, e anche all'aspetto lavorativo, perché non dimentichiamo che poi spesso queste persone tornano e devono comunque proseguire con la loro attività lavorativa, devono guidare un'auto, quindi ci occupiamo anche dell'aspetto della patente con le prescrizioni speciali, e quindi accompagniamo il paziente verso il ritorno ad una vita che non è meno ricca di quella di prima, anche se fondata ovviamente su valori diversi, perché è chiaro che tante volte le storie ci insegnano che le seconde vite sono a volte più intense, più piene. consapevoli e Certo. piene delle prime. Ecco, Certo. quindi questa è la testimonianza forse che mi sento con la Certo. quale mi sento di salutarvi, perché veramente le storie che ci hanno raccontato e che abbiamo appunto raccolto in questi podcast sono proprio di seconde vite molto molto interessanti. Bene, questo ce lo auguriamo insomma per chi ha una disabilità. Però volevo concludere con la dottoressa Bonus, perché una cosa, lei ha parlato molto di alcune cose che sono state un po' sdoganate, diciamo così, dalle le ultime Olimpiadi di Parigi, no? Ma abbiamo visto anche molti atleti che sono arrivati a questi massimi, insomma, performance, che andavano, insomma, quando sono stati intervistati, dicevano sì, ma io mi sono laureato, io adesso sono medico, quindi c'è anche... diciamo, voi come psicologi immagino dobbiate anche insegnare, tra virgolette, insomma, preparare, diciamo così, l'atleta, questo ad alti livelli, ad avere anche una seconda vita, nel senso dopo le loro performance, perché queste attività insomma agonistica, olimpica non potrà durare per sempre, quindi dovranno crearsi la cosiddetta seconda carriera. Ecco, se brevemente ci spiega un attimo questa cosa in conclusione. Sì, questo è l'argomento della doppia carriera, no? È un argomento molto sensibile, tantissime università si sono già attrezzate, quindi danno l'opportunità anche a sconti agevolati, molte volte si fanno anche delle convenzioni, la LUISS è uno di quelli, insomma ha un patrimonio di atleti che studiano, dandogli dei tutor, perché la vita dell'atleta è cortissima comunque. E poi dopo c'è tutto un reinserimento. In questo il calcio fa tantissimo, l'università che è la San Raffaele, che in questo momento sta continuando a sdoganare corsi e corsi proprio per sensibilizzare gli atleti e spiegargli che c'è un'altra vita che non è meno importante, anzi che forse sarà anche più difficile, perché poi nel momento che uno ha avuto la fortuna anche di stare ad alti livelli, nel momento
che ritorna alla vita di tutti i giorni deve anche avere delle skills, deve avere delle competenze, che sicuramente alcune sono quelle che gli danno lo sport, però il fatto di studiare, il fatto anche di impegnarsi durante l'attività sportiva, anche cognitivamente, mentalmente, con degli esami, è sicuramente un aspetto fondamentale. In questo devo dire che tantissime federazioni si stanno muovendo in questo senso e tantissime università stanno dando l'opportunità agli atleti di alto livello di riuscire anche a laurearsi. Devo dire che invece non è così roseo il fatto di tutti i ragazzi che fanno sport e che comunque si trovano nei licei o nelle scuole secondarie, ecco. Lì si fa molta più... È difficile avere gli spazi per poter uscire a fare le... No, sì, ma al di là dello spazio, creare una cultura negli insegnanti. Quando ci sono le giornate dello sport e noi andiamo nelle scuole, gli insegnanti non partecipano mai, partecipano i ragazzi. Ecco, lì è la grande difficoltà, perché lì è il momento che noi abbiamo la dispersione scolastica oppure la di dispersione sportiva. Quindi o ragazzi che magari vorrebbero fare un liceo e vengono sconsigliati a farlo e quindi magari fanno una scuola meno impegnativa, oppure qualcuno che abbandona lo sport perché ha paura di non riuscire inevitabilmente anche a coordinare i due aspetti. E invece lì bisogna lavorare sui genitori. Noi abbiamo fatto proprio un'indagine, penso forse quasi 15 anni fa con Egliano, perché c'era una dispersione sportiva enorme. E allora siamo andati a chiedere qual era la motivazione. E la prima motivazione che i ragazzi ci hanno detto è la paura che le mamme avevano, quindi mi metto in gioco, di non riuscire a unire l'attività sportiva con la scuola. Quindi intanto comincia la scuola e poi vediamo. Quindi da una parte c'è inevitabilmente da creare una cultura nei genitori, ma chiudiamo la parentesi perché potremmo andare avanti fino a domani. Dall'altro però anche sensibilizzare la scuola e dire che ci sono tantissimi studenti bravi che fanno sport ad alto livello, che la scuola non esclude lo sport, non esclude un impegno quotidiano di 2-3 ore, basta riuscire a organizzarsi e basta inevitabilmente avere l'accortezza che il lunedì che mi tornano dalle gare non hanno il compito di latino. Ma lì è una questione culturale della scuola, no? Dove sembra ancora che la scuola e lo sport siano due mondi veramente lontani. E invece bisogna Anzi, si è fare visto, cultura. almeno leggendo così nelle varie riviste un po' specializzate, che lo sport aiuta poi anche nello studio, no? Uno riesce a rendere meglio. Assolutamente sì, anche E perché forse anche lo studio motiva magari anche lo sì, sport. e c'è meno tempo di stare sui tablet, di fare le pausette, di utilizzare i social, perché tu sai che in quelle ore tu hai quello spazio per studiare. Si chiama goal setting. Quindi la definizione degli obiettivi è l'organizzazione del tempo. Certo, certo. Io ringrazio i nostri relatori per aver partecipato e per aver dato degli spunti di riflessione e anche degli interventi così pregnanti e interessanti. Ringrazio anche voi che ci avete seguito. Vi ricordo che comunque le iniziative dello Sport Business Forum continuano sia nel pomeriggio che anche domani con la giornata conclusiva. Io ringrazio tutti e vi auguro una buonissima giornata.